Amici di Sportisi, appassionati di calcio giovanile, ben trovati al Centro Universitario Sportivo di Palermo. Si gioca oggi il secondo turno dei playoff del campionato regionale allievi under 18 di fronte CUS Palermo e Atletico Nissa tra prima squadra e settore giovanile, oltre che ovviamente tra under 19 e under 18. Parte Corda col sinistro, la palla scende troppo tardi, ma c'è già una palla gol da segnalare. Attenta attenzione, subito Corda che si è lanciato nello spazio. Corda salta Genovese, ancora Corda! 110 secondi, passa in vantaggio il CUS Palermo con una palla recuperata da Corda che fa subito sentire il suo peso offensivo, sblocca la partita. Ancora CUS in possesso, sempre Corda, cerca di inventare. Corda, scodella dall'altra parte, Falanga, il controllo, Falanga, la girata, la parata di Genovese, attacca ancora vivo con Castronovo che propone il cross Mazza, alto il suo colpo di testa ad un passo dal raddoppio il CUS Palermo. Avanza, lancia in avanti verso Mazza, va a vuoto di Gracia, allora Mazza si può spingere contro Milia, lo salta, Mazza ha trovato il portiere, Mazza ancora, la porta è vuota, c'è la chiusura da parte di Graci. Apre il fronte verso Parisi che gioca subito di prima per Falanga, l'inserimento di Falanga a gran velocità, Falanga, la palla messa al centro per Corda, il raddoppio, ancora Corda per il 2-0 dopo una grande giocata sulla sinistra da parte di Falanga. Di nuovo Corda a mettere a segno la rete del raddoppio. Balbo inseguito da Favata, Balbo converge e Vinci che dà una mano al suo compagno, poi la palla rimane ancora lì, spazza male Parisi, rimane ancora buona in area di rigore, la parata di Addotto su Scribani, poi ancora attacco vivo per l'Atletico, il colpo di testa di Vinci. Pucci all'1 contro 1 con Favata, Pucci riesce ad andare sul fondo, mette al centro e c'è il gol realizzato da Balbo a 8 dalla fine del primo tempo, accorcia le distanze l'Atletico Nissa. Balbo prova ad accentrarsi, scontra anche con un compagno, controllo di Pucci, poi Senna prova a sterzare, la palla diventa buona per il tiro, parato da Dotto. La conclusione di Balbo nel primo tentativo del secondo tempo dell'Atletico Nissa. Antinori, il lancio verso Falanga, il controllo, Falanga evita l'intervento di Riggi, prova ad entrare in area, sempre Falanga, lo scarico su Corda, Corda sinistro, palla fuori, non di molto. Poi Sekniashvili, lancio lungo, Favata è da solo in mezzo a due, attenzione a Cutaia che calcia letteralmente in bocca da Dotto, è un'occasione enorme questa per l'Atletico Nissa, che tocca per Favata, di prima Bargione cerca la corsa di Corda, gli fa il movimento Viviano alle spalle, lo serve Corda, Viviano col sinistro, Viviano tocca un pallone, lo trasforma in oro e lo trasforma nel gol del 3-1. Ci voleva il suo ingresso, ma qui l'ottima giocata con Corda, incredibile. Tante cose Antinori, che ricordo è entrato al posto di Di Giovanni nel corso del primo tempo, intanto che a Ferruzza, conclusione sul fondo, ci ha provato anche lui Ferruzza, viene colpito e per l'arbitro basta così. Il CUS Palermo continua ad aggiornare il suo score, la sua stagione memorabile, batte l'Atletico Nissa con il punteggio di 3-1 grazie alla doppietta di Corda che ha poi servito l'assist per la rete di Viviano che ha chiuso la partita dopo il parziale gol ospite segnato da Balbo.